un evento oggi che precede Sicilia in Bolle, si tratta di un premio, di un evento mixology, ma ce ne parli meglio? Sì, abbiamo anticipato al primo lunedì della settimana di Sicilia in Bolle il Mixology Contest Fuori le Bolle Premio Memorial Marisaleo. Insieme ai nostri sponsor Colomba Bianca, Amaro Amara e Corona, siamo qui da Insolia ad Agrigento proprio per cominciare Sicilia in Bolle con l'evento, diciamo, che racconta meglio le bollicine siciliane, che è quello della Mixology, il modo in cui lo spumante si sposa con altri ingredienti per diventare il protagonista dell'estate soprattutto quella al mare. Sono 9 concorrenti che stamattina si sfideranno e che ci racconteranno la loro visione delle bollicine siciliane nella Mixology. Siamo in collaborazione con Abi Professional e il suo diciamo, rappresentante regionale, e da oggi comincia ufficialmente la settimana di Sicilia in Bolle. Sicilia in Bolle vi aspetta dal 12 al 14 luglio tra la Valle dei Templi e la Scala dei Turchi, come al solito, con un programma ricchissimo. Cominceremo sabato con un talk dedicato alle leggende che girano intorno ai vini di Grillo e Nero d'Avola, per poi proseguire in una degustazione con le stessi vitigni in bollicina, ma a sorpresa 2 calici saranno in incognito e scopriremo sul momento perché. La domenica invece avremo una bellissima masterclass sui maestri delle bolle che vanno da Cugini d'Oltralpe, quindi lo champagne, ai grandi nomi del nord Italia e insieme a grandi nomi della Sicilia che hanno fatto la storia della bollicina perché pionieri in questa materia. Il lunedì ricchissimo il panel del concorso Alberto Gino Grillo, che vedrà premiate in diverse categorie le bollicine migliori della Sicilia, e poi un convegno grazie al nostro partner IRVO, l'Istituto Regionale Vite e Oli di Sicilia, che ci farà degustare 6 etichette sperimentali da diverse uve che stiamo studiando per appunto approfondire meglio questo che è la bollicina siciliana, la spumantistica. E poi ovviamente la serata conclusiva, che sarà appunto dalle 18:30 al Madison, dove ci saranno circa 80 cantine in degustazione tra italiane e siciliane, dove si potranno degustare le migliori bollicine che al momento si producono. Un'altra masterclass è sempre in programma il lunedì mattina sugli spumanti da uve autoctone, non solo siciliane, quindi c'è tanto da scoprire, tanto da vedere, tanto da conoscere, e speriamo di avervi tutti con noi a Sicilia in Bolle. Oggi parliamo di questo evento importante che apre le porte alla settimana dedicata a Sicilia in Bolle con la vostra partecipazione. Abbiamo il piacere e l'onore di essere in supporto dell'AIS, l'associazione organizzatrice di Sicilia in Bolle, per questo importante contest che vede confrontarsi diversi barman anche provenienti da fuori Agrigento, per valorizzare i prodotti siciliani e le bollicine siciliane. Abbiamo il piacere di ospitare anche barman da Catania. Tutto sta nel vedere le varie eccellenze sia di prodotti che di persone confrontarsi in un sano contest come Mixology Contest Fuori le Bolle. Metteremo tutta la nostra esperienza a supporto di tale evento, visto che è la materia che principalmente ci riguarda, e che vinca il migliore. Chiunque sarà, gli altri non saranno di meno.